Allora, partiamo con il discorso energia, decalogo energia, così vediamo anche il vostro volantino. Innanzitutto, quali sono le attenzioni da riporre, cos'è che segnalate in modo particolare? Poi parleremo di contratti non richiesti, che è un altro bel problema. Certo, diciamo che ci sono due fasi nelle quali fare molta attenzione a tutto il settore dell'energia, che tra l'altro in questo periodo, lo sapete meglio di me, è soggetto a particolari rincari e quindi ad aumento dei costi, nonostante tutti gli interventi pubblici che sono stati messi in campo per calmierare gli aumenti stessi. La prima fase è quella contrattuale. Quindi prima di sottoscrivere il contratto è necessario stare molto attenti, ad esempio ricordarsi bene che la bolletta è come se fosse la nostra carta d'identità. Nella bolletta ci sono tutte le informazioni per cambiare fornitore. E quindi bisogna custodirla gelosamente, darla solo a chi siamo sicuri che ne fa un corretto uso, evitare di inviarla a terzi che magari vogliono carpire la nostra volontà e farci passare con un altro fornitore. Sempre in questa fase dobbiamo essere anche noi in grado di scegliere il fornitore più economico o comunque quello che riteniamo più vantaggioso. Da questo punto di vista l'elemento cardine è la visione della scheda di confrontabilità, un documento previsto per legge che tutti i fornitori in sede di proposta commerciale devono consegnare fisicamente al consumatore per far vedere quanto vale la loro offerta rispetto ai prezzi del mercato tutelato, che diciamo è il mercato di riferimento, i cui costi sono previsti dall'autorità stessa. Se non viene data questa scheda di confrontabilità, gatta ci cova, e quindi è bene alzare le orecchie ed evitare di sottoscrivere il contratto. Ma sottoscrivere il contratto, non tutti sono convinti di aver sottoscritto un altro contratto. Questo sì, purtroppo è un altro tema, perché molti dei rapporti vengono accesi tramite il contatto telefonico. E quindi esiste, questo lo ribadite e voi. Il contatto telefonico è comunque uno strumento previsto per legge per la conclusione del rapporto di fornitura di energia elettrica e gas, quindi attenzione a quello che diciamo al telefono. Se non siamo convinti di chi sia l'interlocutore o se ci fa delle proposte molto vantaggiose, oserei dire troppo vantaggiose, prendiamoci del tempo. E un sì detto al telefono ha dei vincoli. È vero che, essendo un contratto concluso a distanza, anche qui la normativa europea recepita dall'Italia ci dà la possibilità di scioglierlo entro 14 giorni dal ricevimento della conferma scritta dell'attivazione del contratto, quindi non 14 giorni dalla telefonata di per sé, ma dalla conferma scritta, quindi dal ricevimento della documentazione cartacea del contratto. Dobbiamo farlo attraverso l'invio di una comunicazione, può essere un'email, può essere una raccomandata, però noi consigliamo sempre di leggere bene il contratto, perché lì c'è scritto qual è la modalità e qual è anche l'indirizzo da utilizzare per l'invio. E posso sciogliere il rapporto. Però cosa succede nella prassi? Forse voi lo sapete meglio di me. Arriva la telefonata, Davide risponde, dice sì, il contratto o la documentazione contrattuale arriva anche dopo un mese. Intanto la fornitura naturalmente inizia a macinare consumi e conseguentemente il nuovo fornitore ha anche il diritto di chiedere il pagamento di quelle forniture. Quindi dobbiamo stare molto attenti a chi abbiamo dall'altra parte del cavo telefonico, che tipo di proposta ci fargli delle domande trabocchetto, perché ad esempio questa della scheda di confrontabilità è una delle domande che ci fa capire le buone intenzioni del nostro interlocutore. Se ce la invia, se ce la illustra, ma la cosa migliore sarebbe meglio che ce la inviasse a mezzo mail almeno, allora possiamo anche stare abbastanza tranquilli. Se inizia a dire ma no, noi siamo d'accordo con Adiconsum e quindi non dobbiamo inviare la scheda di confrontabilità, possiamo pure riattaccare la cornetta, che probabilmente scheda di confrontabilità. Quindi è una cosa che è importante da chiedere. Tanto qualsiasi sanzione fatta alle grandi marche di distribuzione gasolio è sempre inferiore al guadagno che hanno non adeguando i prezzi al valore del gallone.
Questo è vero, però è anche vero che se non facessimo nessuna sanzione proprio non ci sarebbe nessun intervento. E un'altra cosa, le sanzioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, quindi non sto parlando delle sanzioni pubbliche della Guardia di Finanza o di altri soggetti pubblici, sono molto utili. Sono molto utili, anche se sono poche, anche se, lo sappiamo anche noi, vengono messe talvolta in conto, nel senso che taluni soggetti poco, diciamo così, eticamente orientati nella loro opera, mettono in preventivo la sanzione sapendo, come diceva giustamente il signore e la signora che ha scritto, che comunque il loro guadagno sarà superiore. Però queste sanzioni sono linfa vitale per finanziare l'attività dell'autorità stessa, ma anche delle associazioni di consumatori, e quindi ci danno, come dire, quel volano, quella spinta che piano piano ci dà la possibilità di essere più efficaci nella nostra attività di intervento. Quindi io non mi abbandonerei a un sentimento di frustrazione, che è legittimo, è corretto, lo capisco anch'io, e prenderei il buono di quello che c'è nell'attività sanzionatoria. I consumatori i consumatori, tutti noi, veniamo quotidianamente mazzati dalle grandi lobby che anche con pochi centesimi a testa fanno dei numeri di guadagni pazzeschi. Certo, questa è una strategia che naturalmente le grandi società possono mettere in campo, però attenzione anche qui. È vero che noi italiani o veneti non siamo tanto abituati a metterci insieme, però sappiate che i consumatori tutti insieme possono avere un peso importante, e questo le società lo sanno, e per questo tentano di tenerci ben separati e disuniti. Esatto. Però penso ad alcune esperienze che tuttora sono forse marginali, ma stanno prendendo un po' piede. La prima è quella dei gruppi d'acquisto. Mettersi insieme per acquistare prestazioni e fare massa critica è fondamentale, perché a quel punto io, se alle spalle non ho solo me e poche altre persone, ma centinaia di persone o forse migliaia, riesco ad ottenere un prezzo nella fornitura, ad esempio di energia. Noi abbiamo fatto anche un gruppo d'acquisto dell'energia elettrica e del gas, da questo punto di vista è stato molto efficace farlo, e riesco a spuntare delle condizioni di fornitura migliorative. Ma non è solo qui, riesco ad avere anche un'interlocuzione con il fornitore di tutto riguardo, quindi non vengo considerato il solito pollo da spennare, ma bensì vengo considerato un soggetto qualificato, strutturato, competente, del quale insomma devo scendere a patti, e quindi riesco io come gruppo d'acquisto ad ottenere anche delle condizioni di favore non solo di tipo economico ma anche di altro tipo. Questo era il primo esempio. Il secondo è quello delle modalità di acquisto. Come dice il professor Becchetti di Next Economia, noi possiamo con i nostri acquisti votare con il nostro portafoglio, acquistare un prodotto come dire, realizzato con delle modalità sostenibili dal punto di vista ambientale, anche se costa qualcosa in più rispetto a quello che è inquinante, e può fare la differenza. Ci sono delle iniziative come quelle della marca del consumatore, che mette in contatto produttori e consumatori in maniera che entrambi questi soggetti abbiano un'agibilità economica ma anche di tipo sociale. È fondamentale. Certo, sono tutte esperienze pionieristiche, però io da questo punto di vista credo che possiamo fare dei gran bei balzi in avanti, se però siamo tutti coscienti che questo è lo scenario più efficace per evitare poi di essere preda di comportamenti poco etici o comunque di raggiri e truffe che conosciamo purtroppo ben bene. Assolutamente. C'era un altro messaggio, vediamo se la regia lo rimettiamo in onda. Diceva, ecco qua, ma state scherzando, dire solo un sì al telefono mi vincola con un contratto, ma in che mondo viviamo? Ecco, allora specifichiamo di nuovo, non è semplicemente il sì al telefono, è il sì al telefono poi, diciamo così, confermato allorquando arriva la documentazione contrattuale. E però nella prassi sapete anche voi che la documentazione contrattuale arriva attraverso il servizio postale,
Ci mette un sacco di tempo. Ci mette un sacco di tempo, intanto inizia la fornitura. Io posso recedere inviando quella comunicazione entro i 14 giorni famosi. Ma non si sa neanche dove recedere poi. Però avendo il contratto io lo leggo lì sopra, anche se magari durante la telefonata devo essere un po' accorto, stare attento e essere certo di qual è l'interlocutore dall'altro capo del filo telefonico e magari chiedere una mail prima di dire sì al telefono. Dobbiamo anche noi essere un po' scaltri, un po' furbi e adottare qualche stratagemma. Che ci sono persone che magari possono essere anziani o magari chi non sente bene il telefono, o anche non anziani, ma magari uno è preso perché poi al telefono si fanno tante altre cose contestualmente, non è più come una volta che suona il telefono fisso, sei là seduto e pensi. Uno fa altre cose e scappa perché ci sono numeri da paura di contratti chiusi con altri, cioè viene data disdetta automaticamente al precedente operatore e data una nuova, cosa che si può fare, però deve esserci la consapevolezza di dove si va a parare. Sì, certo, ci sono dei soggetti deboli che purtroppo sono più vittime di questi raggiri, però attenzione, non è semplicemente un sì, tornando al messaggio iniziale. Certo, sì. Devo dare il mio codice fiscale, devo dare il numero del POD. Ma ce l'hanno, in molti casi queste società se ne appropriano, ci sono sì, sarebbe interessante capire come mai ce l'hanno già, perché non credo che sia un'informazione detenuta legittimamente. Comunque al di là di questo, ecco, è tutta un'intervista che viene fatta e allora a quel punto io devo farmi una domanda: come mai vogliono tutti questi dati? E chiaramente ci sono soggetti più deboli, questo è vero, che sono più in difficoltà e verso i quali naturalmente deve essere massima l'attenzione anche da parte nostra. Chiaro, come associazioni. Però dobbiamo essere anche convinti che i rimedi esistono, dobbiamo essere coscienti che la normativa è veramente a tutela del consumatore e farla valere effettivamente. Assolutamente. Tornando qua, adesso andiamo in pubblicità e dopo parliamo anche di un'altra questione. È importante controllare anche sempre il contatore, vero? Avere un controllo del contatore per verificare i consumi. Assolutamente, il contatore è come il contachilometri della nostra autovettura. Da lì sortiscono tutti i consumi della nostra utenza, quindi noi dobbiamo essere certi che ci sia perfetta corrispondenza tra quanto è registrato sul contatore e quanto è indicato nelle nostre bollette, altrimenti ci possono essere degli acconti che poi al saldo possono trasformarsi in migliaia di euro di versamento finale. E dopo verificare tutti gli elettrodomestici, insomma fare un po' un check domestico fa sempre bene, staccare le prese di corrente, chiudere le luci e quant'altro, perché ormai siamo abituati ad avere tantissimi apparecchi, tantissime prese dove è attaccato di tutto di più e quello consuma, perché il contatore giù gira. Il contatore gira sempre, anche per dire il LED di taluni elettrodomestici, come anche la televisione che rimane acceso tutta notte, anche quello consuma poco. In effetti in una fase come questa in cui i prezzi sono così alti, la miglior strategia è quella del risparmio, forse lo è sempre, in questo momento ancora di più. Allora, torniamo su questi temi, parliamo dei bilanci familiari, quindi anche qui c'è un decalogo che ha stilato la Diconsum ed è molto interessante, parla anche di moneta elettronica, insomma ci sono vari temi che possono aiutare a controllare la situazione. Pubblicità.